Grande partecipazione all'iniziativa Insieme rilanciamo il sociale che si è tenuta qui a Padova. È possibile tirare un bilancio, insomma, di questa manifestazione e a questo punto come proseguirà l'azione del Partito Democratico sul fronte del sociale? Penso sia stata molto importante questa manifestazione perché c'è stata una richiesta forte di avere più risorse, ma di avere soprattutto una politica di integrazione sociosanitaria, una politica che vede il sociale non come spesa ma come investimento, come risorsa, una politica che deve coinvolgere, concertare nella programmazione e nell'erogazione dei servizi le istituzioni assieme al privato sociale e il terzo settore. Questa è la forte richiesta. Purtroppo in questo momento nella Regione non c'è politica sociale, non c'è politica di integrazione sociosanitaria e Zaia sta abbandonando il valore aggiunto, la ricchezza della Regione, che è l'associazionismo, il volontariato, il privato sociale, lo sta abbandonando e quindi disperdendo, demolendo, smantellando una ricchezza e un sistema che era unico e che noi vogliamo invece tutelare e promuovere. Quali saranno le proposte forti del Partito Democratico per il bilancio 2014? Innanzitutto un aumento degli stanziamenti per il Fondo dell'autosufficienza sia per gli anziani nelle case di riposo, sia per la disabilità che per le impegnative e domiciliarità, e poi per i disoccupati senza ammortizzatori un fondo che consenta appunto di attivare delle risorse legate a lavori di pubblica utilità che verranno loro prospettati, e poi nell'ambito delle politiche di prevenzione, minori, vittime della tratta, povertà estrema, manca il versante della prevenzione e stiamo pagando caro prezzo proprio perché questa prevenzione è venuta a mancare dal 2010 e adesso paghiamo veramente un caro prezzo e soprattutto lo pagano le famiglie e le persone più fragili e vulnerabili.